Invito ad alzare in piedi in questo momento, facciamo una preghiera. Saluta il tuo fratello che è vicino a te. Glória a Dio. Amém? Aleluia. Amém? Preghiamo insieme? Padre, nel nome di Gesù, noi vogliamo in questa sera, Padre, ringraziarti perché siamo qua, Signore, per il privilegio, Signore, di poter essere nella tua casa, poter adorare il tuo nome, Signore, poter gioire nella tua presenza. Grazie, Signore, perché noi sappiamo che il Signore è già qui. Grazie perché, Signore, noi sappiamo che il Signore sta già agendo in nostro mezzo. Padre, noi vogliamo pregare in questo momento per ogni distrazione, per ogni cosa, Signore, che ti distrae, Signore, da quello che succederà questa sera. Padre, oggi è un culto più che speciale, Signore, un culto dove noi celebriamo la Santa Cena del Signore. Padre, nel nome di Gesù, Signore, che la tua presenza possa fluire dentro di noi, che non sia soltanto una cosa in più che noi facciamo, ma sia un momento di adorazione unica davanti a te, Signore, dove noi versiamo, Signore, il nostro meglio davanti alla tua presenza, dove noi ti onoriamo, dove noi esaltiamo il tuo nome, dove noi ringraziamo per, Signore, dove noi iniziamo una nata settimana, Signore, potente nella tua presenza. Padre, nel nome di Gesù, Signore, eu prego per ogni persona che è arrivata qui. Signore, eu não conosco, Signore, le persone che sono qui, Signore, profondamente, ma il Signore conosce, Signore. Tu sai, Signore, quello che loro hanno bisogno. Signore, quindi ti chiedo questa sera, Signore, parla con loro, Signore. Parla nel loro cuore, Signore, parla, Signore, nella loro mente, Signore, pulisci, Signore, ogni pensiero negativo, ogni pensiero di difficoltà, ogni cosa, Signore, che li preoccupa, ogni problema che loro hanno nella loro mente in questo momento, Signore, che rimanga là fuori, Signore. Signore, metti i tuoi angeli, Signore, intorno a questo capannone, proteggendo questa chiesa, proteggendo ogni persona che arriva qua, Signore. Padre, nel nome di Gesù, Signore, benedici, Signore, ogni persona che è rimasta a casa e non è riuscita a venire, Signore, per qualsiasi difficoltà. Noi benediciamo la loro vita, Signore. Noi preghiamo per loro, Signore. Noi dichiariamo che sabato prossimo loro saranno qua, Signore, insieme a noi, adorare il tuo nome, Signore. Padre, ricevi questo culto, Signore, in onore a te, Signore, in adorazione a te, Padre, perché tu sei degno, Signore, di essere onorato e adorato, Signore. Nel nome di Gesù. Amém. Faz um aplauso ao Senhor. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Gioco del mio peccato che è così forte, è il mio amato, il re di gloria, il grande re dei re. Chi scuote il mondo con toni santi, chi ci sorprende con meraviglie, il re di gloria, il grande re dei re. Insieme dichiariamo. Oh, che stupenda grazia, oh, che sublime amore, hai preso il posto che in croce era per me, la vita hai dato tu, per darmi libertà. Io canto per ciò che hai fatto in me. Oh, 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 oh. Chi porta pace in mezzo al caos. Chi porta pace in mezzo al caos. Chi fa dell'orfano il figlio amato, il re di gloria, il re di gloria,
chi regge il mondo con la giustizia e come il sole suo volto brilla, i re di gloria, i grandi re dei re. Insieme dichiariamo. Oh che stupenda grazia, oh che sublime amore, hai preso il posto in croce era per me, la vita hai dato tu, la vita hai dato tu, per darmi libertà. Oh, Gesù io canto per ciò che hai fatto. Sei con lui. Dio è il re che ha vinto la morte. Dio. Dio è l'agnello. Dio è il re che ha vinto la morte. Dio. Dio è l'agnello. Dio è il re che ha vinto la morte. Dio è l'agnello. Dio è il re che ha vinto la morte. Dio è l'agnello. Dio è il re che ha vinto la morte. Dio è l'agnello. Dio, Dio, oh che stupenda grazia, oh che sublime amore, hai preso il posto che Incrocerà per me. incrocerà per me, la vita hai dato tu, per darmi libertà. Oh, Gesù io canto per ciò che hai fatto. Oh, 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 Alleluia. Facciamo ancora una volta. Che stupenda grazia. Più forte. Oh che sublime amore, hai preso il posto che incrocerà per me, la vita hai dato, e per questo oggi noi possiamo celebrare il suo nome. Oggi noi abbiamo la libertà di adorare. Gesù io canto. Ancora una volta, a chi stupenda! che sublime amore, Hai preso il posto che incrocerà per me. Oh che stupenda grazia, oh che sublime amore, hai preso il posto che mi incrocerà per me, la vita hai dato tu, la vita hai dato tu, per darmi libertà. Oh Gesù io canto. alleluia! Oggi celebriamo Gesù, ti adoriamo Signore. Che tu sei santo. Alleluia. Signore, noi ti adoriamo. Noi siamo qui questa sera come un solo corpo,
un solo spirito, per cantare ad una sola voce a te, che tu sei santo, 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 santo. Rivestito nella sua gloria, e la pienezza è dove lui sta. La sua voce avvolge cielo e terra, è quel che è in me. Si prostra in adorazione. Il suo amore inonda i nostri cuori, la sua passione ci fa rivivere, la sua presenza distrugge ciò che non è reale. Santo, la Chiesa dichiara. Santo, 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 santo. Rivestito nella sua gloria, e la pienezza è dove lui sta. La sua voce avvolge cielo e terra, è quel che è in me. Si prostra in adorazione, dichiara il suo amore inonda i nostri cuori, la sua passione ci fa rivivere, la sua presenza distrugge ciò che non è reale. Santo, 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 dichiara santo, 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 tu sei santo, manda fuoco e gloria, la tua presenza, la tua presenza, manda fuoco e gloria, la tua presenza, la tua presenza, manda fuoco e gloria, la tua presenza, la tua presenza, e manda fuoco e gloria, la tua presenza, la tua presenza. La tua presenza. Dichiariamo santo, santo,
l'unico che è degno. Chiara con tutto il tuo cuore: Signore, tu sei santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 sei santo, Gesù, santo, santo, santo. Alza la tua mano e dichiara santo, 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 Gesù, santo. Chiamiamo, manda fuoco. Manda fuoco e gloria, la tua presenza.
presenza. La presenza vale di più, Signore. Tua presenza. Noi ti doniamo tutto. La tua presenza. La tua presenza vale di più, Signore. Tua presenza vale di più. Noi ti doniamo tutto, Signore. Noi doniamo tutta la tua presenza, Signore. Sei santo. Sei santo. Sei santo. Tu sei invincibile, incomparabile. Il nome più bello che esiste. Il nome che noi chiamiamo quando noi, Signore, siamo felici, quando noi siamo in difficoltà. Perché noi sappiamo che quando noi chiamiamo il tuo nome, tu ci sei, Padre. Il tuo nome è al di sopra di ogni altro nome. Incomparabile, insuperabile, che c'era all'inizio e ci sarai fino alla fine. Spirito Santo, Spirito Santo, vogliamo cantare la tua santità, Signore, la santità del tuo nome. Spirito Santo, Spirito, noi ti adoriamo, il tuo nome è più bello, non c'è nessun altro nome che noi adoriamo, che noi vogliamo adorare. All'inizio eri la parola, uno con l'Altissimo. Il mistero della tua gloria si è rivelato su Gesù. All'inizio eri la parola, uno con Dio. Il mistero della sua gloria si è rivelato su Gesù. Ma che nome bellissimo, ma che nome bellissimo, il nome di Gesù mio Re. Ma che nome, nulla è pari a te. Ma che nome bellissimo, il nome di Gesù. Ho lasciato il cielo per trovarmi, per salvarmi è sceso qui. Amore più grande del mio peccato, niente può vederci. Ma che nome bellissimo, ma che nome bellissimo, il nome
nome bellissimo, nulla è pari a te. Ma che nome bellissimo, il nome di Gesù. Adoriamo il tuo nome, Signore. La tomba vuota adesso è, il cielo ti adora, proclama la tua gloria, perché risusciti e vivo sei invincibile, ineguagliabile, ora e per sempre regnerai. Tu hai il regno, tu hai la gloria, sopra ogni nome solo tu sei. La morte ha vinto, la morte ha vinto, il velo hai strappato, la tomba vuota adesso è, il cielo ti adora, proclama la tua gloria, perché risuscitaci vivo. Dichiari sei invincibile, ineguagliabile, ora in te, e sempre, 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 tu hai il regno, tu hai la gloria, solo tu sei. La Chiesa dichiara, la morte ha vinto, il velo hai, la tomba, il cielo ti adora, proclama la tua gloria, perché è vivo. Tu sei invincibile, ora tu hai sopra ogni nome, la morte ha vinto, il velo hai strappato, la tomba adesso è, il cielo ti adora, proclamalo, perché risuscitaci vivo. Tu sei invincibile, ineguagliabile, ora e per sempre regnerai. Tu hai il regno, tu hai la gloria, sopra ogni nome solo tu sei. Ma che nome bellissimo, ma che nome bellissimo, il nome di Gesù. Ma che nome
il nome bellissimo, nome di Gesù. Un nome invincibile, un nome ineguagliabile, un nome che è al di sopra di ogni altro nome, un nome bellissimo, è il nome di Gesù, è il nome di Gesù. Puoi dichiarare questo nome questa sera, Gesù. Alza la tua voce, dichiara questo nome, Gesù. È in Lui che c'è libertà, è in Lui che c'è salvezza, è in Lui che c'è liberazione, è in Lui che c'è la cura, è in Lui che ci sono i miracoli, è in Lui che c'è la restaurazione della tua casa, è in Lui che c'è la restaurazione della tua vita. Che puoi essere libero da vizi, da peccato, è in lui che puoi essere libero da qualsiasi ostacolo, da qualsiasi difficoltà. È nel suo bellissimo nome, ineguagliabile, insuperabile, il nome di Gesù. Sei invincibile, ineguagliabile, ora e per sempre regnerai. Tu sei il regno, tu hai la gloria, sopra ogni nome, solo
Questo è il nome che sei venuto ad adorare, a celebrare questa sera. Questo è il nome per cui tu oggi sei qua. Allora fai un grande applauso a colui che tiene questo nome, il nostro Signore, il nostro Salvatore, il Re dei Re, il Signore della nostra vita, Gesù Cristo, il Signore. Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio. Dio è qua, è presente in mezzo a noi questa sera, il suo spirito e la sua presenza sono forti oggi in questo luogo. E quindi il mio consiglio è non perdere questa opportunità di ricevere lo Spirito Santo di Dio questa sera nella tua vita, nella tua casa, di ricevere una porzione maggiore di questa presenza di Dio che stiamo sentendo oggi in mezzo a noi, affinché ti possa accompagnare in ogni giorno della tua vita. Amen. In questo momento noi celebreremo la Santa Cena del Signore. Voglio leggere con voi un brano della Bibbia che siamo soliti leggere nel giorno della Santa Cena. Chiedo ai nostri fratelli che serviranno la Santa Cena se possono prepararsi. Tu che oggi puoi partecipare della Santa Cena del Signore, noi serviamo la Santa Cena a tutti coloro che sono battezzati nelle acque e che sono in comunione con la Chiesa. Non per forza con questa Chiesa, ma con la Chiesa di Cristo, perché quando noi prendiamo il corpo e il sangue del nostro Signore Gesù, o questi alimenti che per noi rappresentano il corpo del Signore, noi dichiariamo che siamo parte di questo corpo di Cristo che è la Chiesa. E quindi tu che oggi sei battezzato nelle acque, tu che oggi sei in comunione con la Chiesa di Cristo, non perdere questa opportunità di riconciliarti con il nostro Padre, con il nostro Signore Gesù in questo momento. Che possa essere un momento speciale di questo tuo mese, possa essere un momento speciale di questa tua settimana, che possa essere un momento che ti accompagni non solo oggi ma nei giorni a venire. Non stai semplicemente prendendo del succo e prendendo del pane questa sera. Noi per fede crediamo che questi alimenti, quando entrano dentro di noi, possono avere un effetto sovrannaturale nelle nostre vite. Quindi non vivere questo momento come una banalità o come un semplice rituale. Vivi questo momento perché puoi avere una grande aspettativa da quello che la Santa Cena può fare nella tua vita. Amen. Dice così la parola di Dio
poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il nostro Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, ha preso del pane e dopo aver reso grazie lo ha spezzato e ai suoi discepoli ha detto: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo la cena, prese anche il calice dicendo: questo calice è il calice del nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me, poiché ogni volta che mangiate questo pane e ogni volta che bevete da questo calice, voi state testimoniando la morte e la resurrezione del Signore fino al suo ritorno. Signore Gesù, in questo momento, Padre, noi mettiamo davanti a Te questi alimenti, questo succo, Signore, e questo pane, che per fede, Signore, noi crediamo quando entreranno dentro di noi, rappresenteranno il Tuo corpo e il Tuo sangue vivi in noi. Per questo, Padre, io ti chiedo di benedire questi alimenti, consacrali a Te e attraverso di loro, Signore, compi un'opera sovrannaturale nella Tua Chiesa questa sera. Benedici ogni mio fratello, ogni sorella che oggi parteciperà della Santa Cena del Signore, che attraverso questo momento vite possano essere rinnovate e restaurate per mezzo dell'opera sovrannaturale di questi alimenti. Nel nome di Gesù, Signore, benedici questo momento e continua a benedire questa serata. Per questo io ti prego in questo momento nel nome di Gesù. Amen.
E allora, come il nostro Signore Gesù ci ha insegnato insieme come un sol corpo, come uni in Cristo, prendiamo questo pane che per noi rappresenta il corpo del nostro Signore Gesù. E dopo la cena, tutti insieme prendiamo il succo di questo calice che per noi rappresenta il sangue del nuovo patto che Gesù ha versato per noi.
Posso chiedere se possiamo accendere le luci? Che questa Santa Cena possa aver messo dentro ognuno di noi un seme sovrannaturale che possa generare molto frutto nella vita di ognuno di noi. Amen. Abbiamo una lunga programmazione oggi, in questa serata, ma poco tempo a disposizione. Ma a breve, nei prossimi giorni, in questa settimana, reinizieranno le scuole, e quindi siamo soliti ogni anno poter fare una preghiera per i nostri studenti della nostra chiesa. Quindi vorrei invitare tutti gli studenti che mercoledì o in settimana, o magari non cominciate questa, comincerete la prossima, ma penso che tutti quanti dovrebbero cominciare mercoledì. Posso chiedere a tutti voi di salire sul pulpito, potete chiamare anche i ragazzi di là e facciamo una preghiera come chiesa per questi giovani, per questo nuovo anno scolastico, affinché possiamo benedire la loro vita, possiamo benedire tutto ciò che Dio ha preparato per loro in questo nuovo anno. Forza tutti i nostri scolari, tutti i nostri studenti. Ne abbiamo parecchi. Se volete alzarvi in piedi per fare questa preghiera, se volete stendere le vostre mani verso di loro finché arrivano ancora gli ultimi ragazzi, abbiamo dei ragazzi delle elementari, delle medie, dell'asilo, potete salire tutti quanti. Li lasciamo stare lì, lasciamoli stare lì. Facciamoli stare pure lì. Amen. Possiamo benedire allora la vita di ognuno di loro, l'anno scolastico di ognuno di loro. Sappiamo che la scuola è un terreno difficile per noi cristiani, ma può essere allo stesso tempo un terreno fertile per noi cristiani. Che quindi in questa preghiera noi possiamo chiedere al nostro Signore le migliori benedizioni per quest'anno scolastico, per la vostra crescita intellettiva, per la vostra crescita in ogni ambito, ma che possiamo anche chiedere protezione per la vostra vita, protezione per le vostre menti e coraggio di seminare il Vangelo nelle vostre scuole. Amen. Signore Gesù, in questo momento, Padre, noi vogliamo mettere davanti a Te ogni studente della nostra Chiesa, ogni ragazzo, ogni ragazza, ogni bambino che sta per cominciare un nuovo anno scolastico. Ti chiediamo, Signore, le migliori benedizioni per questo nuovo anno sulla loro vita, che possano crescere davanti ai Tuoi occhi in saggezza, in intelletto, in esperienza, Signore, per essere ogni giorno sempre più preparati per vivere in questo mondo. Ma ti chiediamo, Padre, allo stesso tempo che Tu possa proteggere la loro mente, proteggere i loro cammini, Signore, da ogni tentativo del nemico di insediarsi nel loro cuore. Padre, che Tu possa essere un muro davanti a loro, una protezione, uno scudo, Signore, che la fede, Signore, che loro hanno in Te possa aiutarli, accompagnarli ogni giorno. Ti chiediamo anche, Padre, di infondere in loro coraggio, uno spirito di potenza, Signore, affinché possano compiere il Tuo comandamento, il Tuo mandato di portare il Tuo Vangelo anche nelle loro scuole. Per questo noi Ti preghiamo per la vita di ognuno di loro. Benedicili e custodiscili nel nome di Gesù. Amen.
Abbiamo un po' di avvisi da passare per i prossimi giorni, per le prossime settimane. Chiedo un aiuto alla regia. Domani abbiamo i nostri battesimi. Domani abbiamo i nostri battesimi, finalmente il grande giorno è arrivato per i nostri candidati al battesimo, che tra poco faremo salire anche loro sul pulpito per presentarli alla Chiesa e per pregare per loro, per benedire la loro vita prima che arrivi il grande giorno di domani. Voglio darvi alcune istruzioni per domani. Tutta la Chiesa, prima di tutto, è più che invitata a essere presente a questo evento, a questa celebrazione, a questi festeggiamenti, a questa giornata gloriosa e gioiosa che sono i battesimi. Quindi domani ci troviamo alle 9 a Sirmione, località Puntagro. Manderemo la posizione sul gruppo WhatsApp della Chiesa per chi non conoscesse il posto. Per chi lo conoscesse è il solito posto in cui facciamo i battesimi, ma vi chiedo la puntualità, perché noi vogliamo arrivare alle 9 per iniziare la celebrazione dei battesimi massimo alle 10. Purtroppo il tempo non è dei migliori, nel pomeriggio sembra che abbiano messo pioggia, ma la mattina sicuramente non ci sarà pioggia, riusciremo a avere i nostri battesimi, il nostro pranzo insieme, a passare del tempo insieme, quindi non mancate questa giornata. Alle 9 di mattina ci troviamo lì, alle 10 cominciamo i battesimi, cercate di essere tutti quanti presenti già a quell'ora. Ci stiamo organizzando per il pranzo in cui cercheremo di condividere qualcosa insieme. C'è la nostra sorella Grace qua davanti con la mano alzata. Se volete venire ai battesimi, magari entrate in contatto con lei prima della fine della nostra serata, così che vi dirà in che modo potrete aiutare a rendere questa giornata ancora più bella insieme. Amen. Domani quindi i nostri battesimi alle 9 a Sirmione, Puntagro. Prossimo avviso. La settimana prossima le nostre donne saranno al rifugio, al loro ritiro 11, 12 e 13 di settembre, da mercoledì a venerdì, con la psicologa e pastora missionaria Lucileia Godoy, una donna di Dio. Penso che ci sono ancora posti aperti. Ci sono ancora posti aperti, se qualcuno ancora volesse, se qualcuna, no, perché è solo per donne, se qualcuno volesse mettersi a disposizione per fare il cuoco, le porte sono aperte fino a mercoledì e giovedì. Ma se qualcuna volesse ancora iscriversi ancora in tempo, può parlare con Andrea, con la pastora Andrea, con la Dieula, dov'è la Dieula? Penso che è di là, con i bambini, è di là con i bambini. Con la Dieula che stanno prendendo le iscrizioni per questi 3 giorni. Sarà sicuramente una mezza settimana di benedizioni per tutte le donne. Questa pastora che verrà, psicologa che verrà a ministrare, è una persona assolutamente formata in psicologia cristiana, e sono più che sicuro che non solo può portare una parola benedetta, ma può aiutare molte di voi per uscire o risolvere da molti traumi che magari non pensate, non sapete neanche di avere, ma che sono profondi nella vostra anima. Quindi non mancate, saranno 3 giorni meravigliosi. Il prezzo è di solo 50 euro, tutto incluso per dormire via, la casa, il cibo, tutto quanto. Prossimo avviso. 22 settembre... Domenica 22 settembre avremo la 5ª edizione di Adorando il Re, un evento che facciamo qua nella nostra chiesa già da molti anni. Questa sarà la 5ª edizione e ci saranno varie chiese, ci saranno vari gruppi di lode, sarà una giornata, un pomeriggio di adorazione, ma soprattutto è confermata la presenza del pastore Vinicius e della pastora Amy del ministero FO Music
un ministero brasiliano molto conosciuto, saranno qua per dare per aiutare la Chiesa nell'essere benedetta da Dio. Quindi non manchiamo a questo evento, anzi, se posso chiedervi, fate circolare il banner di questo evento che abbiamo sul gruppo della Chiesa, mettetelo su Instagram, sullo stato di WhatsApp, dovunque potete, inviatelo a amici, parenti, inviatelo anche a quelle persone a cui volete veramente male, ma fatele venire tutte qua quel giorno, perché sarà una giornata di grande benedizione per tutti quanti. Amen. Prossimo avviso. L'11 ottobre alle 7:30 sarà un venerdì, se non sbaglio, venerdì 11 ottobre, la notte di gala dei nostri giovani e teens. Sarà una serata magnifica, bisogna venire col dress code, col QR code, bisogna venire vestiti benissimo. E l'ingresso sarà di solo 5 euro, tutto compreso, giusto? Non mancate a questa serata, ma se volete più informazioni vi prego di parlare con Gilson e Vanessa, i nostri leader dei giovani. Amen. Prossimo avviso. Siamo la Chiesa ADM, vero? Amen. Amen. Sono finiti gli avvisi, allora prima di fare il nostro momento delle decime, delle offerte, io vorrei fare un'ulteriore preghiera questa sera, quindi facciamo un po', no? Ho già detto questa cosa qua, la prima volta che sono venuto in chiesa, in questa chiesa, nel lontano 2010, febbraio 2010, mamma mia, io ho capito come mai i brasiliani hanno vinto così tanti mondiali. Perché nel culto ci si alza, ci si siede, ci si alza, è tutto un fare ginnastica durante il culto. Quindi vi chiedo di alzarvi di nuovo in piedi e vorrei invitare i nostri candidati al battesimo che sono qua presenti questa sera, se possono raggiungermi qua sul pulpito, perché vogliamo come Chiesa pregare per loro. Abbiamo qua 5 dei 7 candidati al battesimo, ci sono altri due persone, un fratello e una sorella che non abitano qua a Verona, ma abitano in Germania, ma che hanno fatto il discepolato insieme a noi e ci raggiungeranno domani in nome di Gesù per immergersi anche loro nelle acque del battesimo. Ma oggi abbiamo qua Jesi, abbiamo qua Guglielmo, Antonio, Claudia e Anna e vogliamo pregare per loro questa sera perché Dio possa veramente benedire questa nuova vita che domani inizierà per tutti quanti loro. Amen. Possiamo stendere con gioia e con potenza le nostre mani verso di loro per benedire la loro vita questa sera. Padre, nel nome di Gesù, ecco davanti a te i tuoi nuovi figli, Signore, che domani ufficialmente entreranno a fare parte di questa grande famiglia di cui tu sei Padre e Signore. Io ti prego, Signore, di presentarti in un modo nuovo, in un modo diverso, nella vita di questi 5 ragazzi, di questi 5 giovani, di Jesi, nella vita di Guglielmo, nella vita di Antonio, nella vita di Claudia, nella vita di Anna. E allo stesso modo, Signore, nella vita di Yarim e di Alex, che oggi non sono qua con noi. Ti chiedo, Signore, che tu possa venire a presentarti a loro, riempiendo il loro cuore, riempiendo la loro mente, facendogli sentire un'esperienza nuova e unica insieme a te. Tu, Signore, vuoi qualcosa di grande con loro e da loro. Vuoi avere un'intimità speciale con ognuno di loro. Vuoi vivere, fargli vivere qualcosa di unico e sovrannaturale,
Per questo ti chiediamo, Signore, questa sera, che la tua presenza possa riempire, Signore, le loro vite, possa riempire i loro cuori, possa inondare le loro menti, possa farli sentire che tu sei l'unico e vero Signore e Salvatore delle loro vite. Nel nome di Gesù. Per questo la tua Chiesa oggi è qua riunita e ti prega, Signore, con una sola voce, scendi e benedici i tuoi figli questa sera, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Ne approfittiamo che siamo in piedi, allora senza perdere tempo facciamo una preghiera in questo momento per le decime, per le offerte, per le primizie, per quello che Dio ha messo oggi nel vostro cuore di portare alla sua casa come offerta, come adorazione. Voglio ricordarvi, abbiamo già detto la settimana scorsa, ma dalla scorsa settimana abbiamo iniziato un progetto missionario con la Chiesa. Abbiamo, attraverso la vita della missionaria Sandra, che sarà la leader insieme a tutte le missionarie della Chiesa, abbiamo iniziato questo progetto di missioni e potete contribuire con questo progetto. Uno dei primi progetti, il primo progetto che è già ufficialmente iniziato, è il progetto di Sonia, che abbiamo inviato come prima missionaria della Chiesa in una vera e propria missione. Come Chiesa ci impegneremo ad aiutarla in questi mesi per riuscire a far sì che possa vivere e compiere quest'opera missionaria. E se voi volete fare un'offerta per missioni, ci sono le buste di missioni là dietro che sono un po' diverse, hanno un'etichetta sopra con scritto Be Mission, perché siamo uno. Se volete fare un'offerta per quest'opera missionaria, per sostentare, aiutare il Dipartimento di Missioni, potete fare un'offerta attraverso questa busta speciale. Se invece vuoi portare la tua decima alla Chiesa, vuoi fare la tua offerta alla Chiesa, come sempre puoi farla attraverso la cassetta delle offerte. C'è la missionaria Katia là dietro col post che ti può aiutare in questo modo, se vuoi fare la tua offerta con il tuo bancomat, con la carta, con queste metodologie. Amen. Ma in questo momento l'importante è che preghiamo a Dio che possa consacrare a sé ogni nostra decima, ogni nostra offerta, affinché salga a Lui come un'adorazione e affinché possa essere usata al meglio per la sua opera. Abbiamo ancora tanti progetti. 2 settimane fa siamo stati qua con un gruppo di uomini per iniziare a costruire la chiesa dei bambini. Ancora non abbiamo finito. C'è Guglielmo che continua a scrivermi: quando è che possiamo venire lì per terminare, vogliamo finire la sala. Abbiamo tante cose che ancora vogliamo fare. Questo è soltanto uno dei tanti progetti, delle tante attività. Tutto questo possiamo farlo attraverso le offerte di tutti quanti noi. Quindi che Dio possa benedire queste offerte affinché possano essere usate al meglio per la sua opera, per la crescita materiale ma soprattutto spirituale di questa Chiesa. Amen. Signore Gesù, benedici, Signore, benedici queste offerte, benedici queste decime, benedici, Signore, le primizie che oggi portiamo a Te. Signore, io ti chiedo che possiamo portarle con gioia oggi alla tua casa, con allegria, sapendo che stiamo seminando e seminando in un terreno fertile che è quello del regno dei cieli.
Benedici, Padre, ogni persona che oggi potrà offertare e chi non potrà offertare, Signore, affinché un giorno anche lui possa rallegrarsi di portare un po' di ciò che tu gli hai dato alla tua casa. Nel nome di Gesù, Signore, benedici ogni offerta, benedici ogni decima, che possano essere usate al meglio per la tua opera, per la crescita e l'evoluzione del tuo regno su questa terra. Noi ti preghiamo per questo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Abbiamo qua alcune persone oggi che ci visitano per la prima volta, giusto? C'è l'amica di Claudia là dietro, la sorella qua, amica di Tainà anche, sì? Cosa possiamo dire come chiesa a tutte quante loro? Siete benvenute nel nome di Gesù. Se qualcuno vicino a loro può dargli un abbraccio di benvenuto, farli sentire in casa, in famiglia questa sera. Amen. Per tutte quante voi, il nostro desiderio sempre per i visitanti che ci visitano per la prima volta è che possiate uscire di qua, tornare a casa con un po' di questo Spirito Santo che ci sta facendo compagnia questa sera. Amen. Voglio lasciarvi una parola oggi. E leggerò dal Vangelo di Matteo, capitolo 5. Vangelo di Matteo, capitolo 5, leggerò dal versetto 1 in avanti. Dice così: Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere, e i suoi discepoli si accostarono a lui. Possiamo ripetere insieme questo primo versetto? Gesù, vedendo le folle, sul monte e si mise a sedere, i suoi discepoli si accostarono a lui. Ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo: beati i poveri di spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti,
perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. E beati anche voi, quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli. Poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Amen. Signore Gesù, ti chiediamo, Signore, grazia, misericordia questa sera, un'unzione, Signore, del tuo Spirito su questa Chiesa, affinché, Signore, possiamo uscire di qua non soltanto con più informazioni sulla tua parola, ma soprattutto con un nuovo intendimento di ciò che tu vuoi da noi, che possiamo uscire di qua trasformati e rinnovati per l'azione sovrannaturale del tuo Spirito. Benedici, continua a benedire, Signore, questa serata, continua a benedire la tua Chiesa e usati, Signore, di me come vuoi, affinché il tuo messaggio possa parlare ai nostri cuori. Io ti prego per questo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Siccome siamo un po' avanti con l'orario e non vogliamo finire super tardissimo, cercherò di essere più veloce di quello che pensavo di essere. Sono 3 settimane, fratelli, che non predico e in queste 3 settimane ho accumulato così tanti argomenti di cui parlare che ho detto oggi predicherò per 4 ore. C'è un banner da mettere? Non so se c'è il banner della predica, forse la nostra make banner si è rifiutata di fare il banner perché gli avrò mandato 10 titoli diversi di predica oggi, perché avevo così tante cose da dire che non sapevo su cosa predicare. Ma spero che la parola che Dio mi guiderà a portare oggi possa essere una parola che possa parlare con tutti quanti noi questa sera. Il primo versetto che abbiamo letto, questo è il famoso sermone del monte, il sermone della montagna di Gesù. Gesù si reca su un monte e c'è questa folla, questa moltitudine sembra, o così di solito viene rappresentata, che ascolta questo sermone di Gesù che dura nel capitolo 5, nel capitolo 6 e nel capitolo 7 di Matteo. Pensate, 3 capitoli interi in cui Gesù fa questa predicazione e inizia con questa parte del sermone che è conosciuta come le beatitudini, as bem-aventuranças, si dice più o meno così, no? In portoghese. E veramente, se ci pensate, no? Non so, molti cristiani basano la loro conoscenza biblica sulla serie TV The Chosen, no? Penso che quasi tutta la Chiesa ha già visto questa serie TV e ci basiamo molto perché effettivamente è molto ben fatta, ma allo stesso modo che è ben fatta in alcuni punti è anche molto romanzata, no? E mi ricordo che c'è questo sermone in questa serie TV e si vede questa moltitudine, migliaia di persone che ascoltano Gesù, no? E c'è Gesù che parla e ci sono alcuni degli apostoli che ripetono quello che Gesù dice perché la folla è veramente enorme. Ma se noi andiamo a leggere il testo, noi andremo a scoprire che forse non è andata proprio così come è stato rappresentato in questa serie TV. Rileggiamo di nuovo il versetto 1 per capire il contesto di quello che sta succedendo in questo momento. Gesù, vedendo le folle, salì sul monte, si mise a sedere e i suoi discepoli si accostarono a lui. Ci siamo? C'è questa folla di persone che segue costantemente Gesù. No, perché segue Gesù? Perché Gesù fa i miracoli, perché Gesù fa le guarigioni. Non avevo visto il banner, non mi era stato mandato per paura forse di cambiarlo di nuovo.
c'è questa folla di persone che segue Gesù. Perché? Perché Gesù fa i miracoli, perché Gesù fa le guarigioni, perché Gesù è la news del momento, è qualcuno che tutti quanti vogliono vedere, che tutti quanti vogliono toccare. A quel tempo c'erano tantissimi che si proclamavano il Messia. C'erano persone che facevano tumulti tra i giudei. Perché? Perché cercavano la liberazione dai romani e quello che i giudei stavano aspettando era il Messia che liberasse il popolo giudeo dai romani. È questo che il popolo di Israele, che i giudei stavano aspettando. E Gesù è arrivato e le persone hanno cominciato a credere che era il Messia. Ma perché lo seguivano? Perché Gesù faceva miracoli, perché Gesù curava. E per questo motivo dovunque Gesù passava, moltitudini gli andavano dietro, folle di persone gli andavano dietro. E Gesù in questo caso vede questa folla di persone che gli va dietro. Io posso pensare che Gesù è lì che va in giro per questa Galilea, no? Arriva da João, gli fa João, curato. Va dall'Andrea, curata. Va dalla Catrini, curata. Penso che Gesù sta facendo così perché Gesù faceva queste cure, faceva questi miracoli, no? Però che cosa succede? Che questa folla inizia a seguire Gesù. Allora appena Gesù vede che questa folla inizia a seguirlo e Gesù sa perché la folla lo segue, cosa decide di fare Gesù? Sale su un monte e si siede. Basta, mi siedo. Io non faccio più niente, non faccio più i miracoli, resto seduto. E a quel punto lì, quando Gesù si siede, noi scopriamo una cosa incredibile. Che la folla non va dietro a Gesù. Quando Gesù è seduto sul monte, quando Gesù ha smesso di fare i miracoli, la folla non va dietro a Gesù. Chi è che va dietro a Gesù? Abbiamo letto prima. I suoi discepoli si accostarono a lui. Per questo vi dico che forse questa rappresentazione di questa serie TV dei Chosen forse non è così biblica in questo momento, perché questo sermone Gesù probabilmente non l'ha fatto davanti a una grande folla, perché la folla prima c'era, ma dal momento che Gesù si è seduto e ha detto io adesso parlo e non faccio miracoli, io adesso insegno e non faccio guarigioni, a quel punto lì chi si è avvicinato a lui erano solo i suoi discepoli. Questo mi porta a fare una domanda che mi sono fatto a me oggi e che voglio fare a voi questa sera. Tu di chi fai parte? Di chi fai parte te? Tu fai parte di questa folla o fai parte dei discepoli? Come sapere se faccio parte della folla? La domanda che la folla farebbe a Gesù è: Gesù, tu per me che cosa puoi fare? È questo quello che la folla chiedeva a Gesù. La folla di Gesù voleva i miracoli, voleva le guarigioni, voleva il sovrannaturale. Diceva: Gesù, tu per me che cosa puoi fare? Gesù, ho un tumore, tu mi puoi guarire. Gesù, ho una malattia, tu mi puoi guarire. Gesù, la mia casa è a pezzi, tu puoi restaurare la mia casa. Gesù, sono senza soldi, tu puoi fare un miracolo nella mia vita finanziaria. Questo è quello che uno della folla chiederebbe a Gesù. Tu che cosa puoi fare per me? Gesù, che cosa hai da offrirmi affinché io ti segua? Mentre un discepolo chiederebbe un'altra cosa a Gesù, e per questo i discepoli si sono accostati a lui. Un discepolo chiederebbe: Gesù, io cosa posso fare per essere simile a te? Tu che cosa vorresti chiedere a Gesù? No, rifletti nella tua vita, ti do 10 secondi. Che cosa chiederesti tu a Gesù? Gesù, cosa puoi fare per me? Perché tu conosci tutti i problemi, le difficoltà che hai oggi nella tua vita. Che cosa chiederesti? Gesù, che cosa puoi fare per me? Oppure diresti: Gesù, ho dei problemi, ho delle necessità, ma
Non è questa la priorità. La mia priorità è Gesù. Come posso fare per essere simile a te? Se la seconda domanda è quella che tu faresti a Lui, allora sei un discepolo. Se è la prima domanda quella che faresti a Lui, forse ancora sei soltanto nella folla. Ma io credo che Gesù possa toccare il tuo cuore per farti diventare un suo discepolo. Perché questo è quello che Gesù vuole da noi. Gesù vuole che noi diventiamo Suoi discepoli. Domani faremo i battesimi, sì, e compieremo il comandamento che Gesù ci ha dato. Qual è il comandamento che Gesù ci ha dato? Andate per il mondo e fate miei discepoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo e insegnando loro tutto quello che io vi ho anche insegnato. Questo è il comandamento di Gesù. Andate e fate miei discepoli. Quello che Gesù vuole da noi è che noi siamo Suoi discepoli. Gesù non vuole da noi persone della folla. Gesù non vuole da noi persone che lo seguono per miracoli. Gesù non vuole persone che lo seguono per guarigioni. Gesù non vuole persone che lo seguono per emozioni. Gesù non vuole persone che lo seguono per un momento. Gesù vuole discepoli, persone che desiderano essere simili a Lui. Persone che, fratelli, noi parliamo tanto, noi cristiani parliamo tanto di risveglio, no? Noi desideriamo un risveglio, noi cerchiamo un risveglio. I nostri giovani teens hanno fatto un fusion camp sul risveglio. Io non voglio stare qua ad aumentare le nozioni su come vivere un risveglio, ma ciò che sono sicuro è che il risveglio che Dio vuole non è il risveglio di una notte. Gesù vuole che viviamo un risveglio, sì, ma non il risveglio di una notte. Non il risveglio del sabato sera che veniamo in chiesa, l'adorazione è bellissima, lo Spirito Santo parla con noi, sentiamo la presenza di Dio, alziamo le nostre mani al cielo, gridiamo il nome di Gesù e il giorno dopo è tutto come prima. Non è questo il risveglio che Gesù vuole da noi, non è il risveglio di una notte, non è il risveglio di un giorno, non è il risveglio di una settimana. Gesù vuole un risveglio eterno da noi cristiani. Gesù vuole una chiesa risvegliata eternamente. Questo è quello che Gesù desidera. E una chiesa non può essere risvegliata eternamente se mancano due cose. Una persona non può essere risvegliata eternamente se mancano due cose. Prima di tutto, fede. La fede è la prima cosa che deve esserci. Senza fede non ci può essere un risveglio duraturo. Senza fede non ci può essere una camminata cristiana duratura. L'Apostolo Giacomo nella sua lettera, capitolo 1, versetto 6, dice: chi dubita è come un'onda sballottata dal mare, va di qua, di là. Senza fede, se dubiti, non sarai costante, non avrai una vita costante, non puoi avere un risveglio eterno come Gesù vuole. Senza fede non ci può essere. Può esserci il risveglio di una notte, ma non è quello che Gesù desidera. La seconda cosa che è fondamentale è quello che vivevano questi discepoli: l'amore per la parola. Gesù ha detto proprio alla fine di questo sermone della montagna, dopo che ha dato una migliaia di istruzioni, ha detto: se volete però restare fermi, se non volete traballare, vi dico come dovete fare. Costruite la vostra casa sulla roccia. Che cos'è la roccia? Chi ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi è simile. È l'uomo che ha costruito la sua casa sulla roccia. La tempesta è arrivata, le onde sono arrivate, le difficoltà sono arrivate, gli ostacoli sono arrivati, le tentazioni sono arrivate, le armi del nemico sono arrivate, qualsiasi cosa è arrivata, ma la casa non è stata abbattuta. Colui che ascolta e che mette in pratica la parola di Dio. Due cose servono per avere una vita cristiana costante, un risveglio eterno: fede
e parola. Senza queste due cose noi cadremo, noi non saremo costanti, noi saremo sballottati di qua e di là e appena arriva la tempesta butterà giù la nostra casa. E questi discepoli avevano il desiderio di riempirsi delle parole di vita eterna che Gesù era lì pronto, seduto su quel monte e stava per dare. Amen. Quanti sono discepoli qua? Quanti vogliono dire: Gesù, come devo fare per essere simile a te? Aumenta la mia fede. Istruiscimi nella tua parola. Salmo 1. Vi ricordate cosa dice? Colui che medita sulla legge del Signore è come un albero piantato vicino a ruscelli, che ha radici vicino a ruscelli, il cui fogliame non appassisce e tutto quello che fa prospererà. Chi è fondato, strutturato sulla parola di Dio, non traballerà. Chi è fondato, strutturato sulla parola di Dio, chi è come questi discepoli che amavano poter ascoltare le parole del Signore Gesù, non traballerà. Sarà come un albero il cui fogliame non appassisce, perché le sue radici sono profonde e tutto quello che fa prospererà. E Gesù si siede su questo monte e comincia a dare fratelli, Gesù comincia a dare una nuova legge su questo monte, quella che i teologi definiscono la cultura del regno di Dio. No, perché in questi 3 capitoli Gesù ci spiega, è molto bella, è una cosa molto bella quello che succede, no? Perché Matteo scrive il suo Vangelo per i giudei. No, non so se sapete, ogni evangelista scrive il Vangelo per un target specifico. Luca scrive per i greci, Marco scrive per i romani, Matteo scrive per i giudei. E quando Matteo scrive ai giudei che Gesù è salito sul monte e da lì sta dando una legge nuova, li sta paragonando Gesù a Mosè. Vi ricordate Mosè? Mosè è salito sul Sinai e lì gli è stata data la legge di Dio che dopo lui ha comunicato al popolo di Israele, i 10 comandamenti e tutto il resto. E quando Matteo scrive Gesù è salito sul monte e da lì ha cominciato a dare una nuova legge. E questo è quello che è successo, è qualcosa di meraviglioso. E Gesù veramente ha cominciato a dare questa nuova legge che è differente dalla legge di Mosè. La legge di Mosè era una legge civile, no? Perché dava direzioni civili al popolo di Israele, era una legge profetica, era una legge anche spirituale, perché definiva come entrare nel regno dei cieli. La legge di Gesù non è tutto questo, non è una legge civile perché c'era già la legge di Mosè, non è una legge profetica perché Gesù è il compimento della profezia, ma non stiamo qua a parlare di queste cose teologiche, ma la legge di Gesù è una legge spirituale, perché Gesù adesso definisce un nuovo modo, una nuova via per entrare nel regno dei cieli. E ascoltate che cosa dice Gesù come per aprire questa nuova via ai suoi discepoli. Beati, felici, beati vuol dire felici, i poveri di spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Questa è la via per entrare nel regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti, beati gli affamati, beati i misericordiosi, beati i puri di cuore, beati i pacificatori, beati i perseguitati per motivo di giustizia, beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno. Pensate che cosa strana sta dicendo Gesù. Beati significa felici. Gesù ci rivela uno dei segreti della felicità qua. No, pensate, Gesù prende Pietro di fianco a sé,
c'era questa folla, Gesù aveva appena fatto un sacco di guarigioni e comincia a parlare adesso ai suoi discepoli, no? Gesù prende Pietro e dice: Pietro, vedi quello là che sta saltando di gioia perché gli ho appena tolto un cancro. Lui sembra felice, ma in realtà per essere felici non c'è bisogno di questo. Per essere felici bisogna essere poveri in spirito. Che poi essere poveri in spirito è bello. Se noi andiamo a vedere la traduzione letterale di che cosa significa essere poveri in spirito, è spiritualmente meraviglioso. Essere poveri in spirito significa essere una persona letteralmente che si lascia guidare dallo Spirito Santo. Questo significa essere poveri in spirito. Ma se noi andiamo a vedere lo stesso discorso nel Vangelo di Luca, Luca non dice beati i poveri in spirito, Luca dice beati i poveri, basta. Allora, Gesù prende Pietro e: Pietro, vedi quella persona che era senza una gamba, adesso gli ho fatto crescere una gamba nuova, che è lì tutta felice. In realtà sembra felice, ma non è felice, perché per essere veramente felici bisogna essere poveri. Pietro lo guarda così. Gesù chiama Matteo e dice: Matteo, vedi quella persona là che aveva una vita distrutta, adesso salta di gioia perché io gli ho dato una nuova speranza. Sembra felice, ma non è felice, perché per essere felici bisogna essere afflitti. Come afflitti, Gesù? Che cosa stai dicendo? Gesù chiama Giuda. Giuda, vedi quella persona lì che era cieca, io gli ho ridato la vista, adesso è felice. Sembra felice, ma non è felice, perché per essere felici bisogna essere perseguitati. Gesù, che cosa stai dicendo? Però Gesù stava dicendo queste cose qua. Volete essere felici? Dovete essere poveri. Volete essere felici? Dovete essere afflitti. Volete essere felici? Dovete essere perseguitati. Volete essere felici? Dovete essere insultati. È strano, no? Ma perché Gesù sta dicendo queste cose? Perché la felicità che vuole farci raggiungere Gesù non è la felicità che noi possiamo avere oggi qua. Non è questo quello a cui noi dobbiamo aspirare. Gesù non sta dicendo solo e esclusivamente dovete essere poveri, dovete essere afflitti, dovete essere perseguitati. No? Gesù non è pazzo, no? Soltanto un pazzo direbbe una cosa del genere. Gesù sta dicendo dovete essere poveri, perché i poveri erediteranno il regno dei cieli. Allora lì ci sarà la vera felicità. Dovete essere perseguitati, perché i perseguitati erediteranno il regno dei cieli e lì ci sarà la vera felicità. Dovete essere afflitti, perché sarete consolati dall'eterno Consolatore, perché quello che ci rivela l'Apocalisse è che quando saremo in cielo non ci sarà tristezza, non ci sarà pianto, non ci sarà paura, non ci sarà niente di tutto questo, ma solo gioia e felicità per tutti quanti noi. E è questo quello che ci vuole dire Gesù. La cultura, il segno del poi, come abbiamo chiamato qua. Quello che stiamo vivendo oggi qua è qualcosa che avrà un frutto poi. E per poi intendiamo nel regno dei cieli. E questa è la nostra aspirazione. La nostra aspirazione non può essere l'oggi. Non può essere quello che noi viviamo o facciamo oggi. Questo è soltanto un seme che noi mettiamo per quello che vivremo poi. La nostra aspirazione deve essere il regno dei cieli. Dio si rallegra, c'è scritto in Ebrei 11, della vita di Abramo e di Isacco e di Giacobbe. Sapete perché? Perché Dio aveva promesso a questi 3 uomini un regno, gli aveva promesso una patria, aveva promesso un terreno, e loro hanno vagato per tutta la vita senza mai avere questa terra.
ma hanno capito una cosa, tutti e tre, che la loro patria non era questa. La loro patria era quella celeste. E per questo motivo Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio. Per questo motivo noi sentiamo sempre dire il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Perché? Perché tutti e tre non si sono vergognati di ammettere che questa non è casa loro, che non hanno niente a che vedere con quello che c'è qua. La loro patria è quella del cielo. E è questo quello a cui noi dobbiamo aspirare. La nostra patria è quella del cielo. Ora so che magari è una predica un po' triste dire per essere felici dobbiamo aspettare la nostra morte, no? Vi capisco, fratelli, ma non sapete quello che ho passato in queste... Sono 3 settimane che io non sto molto bene, come molti di voi già sanno, ancora ho 2 bicchieri di acqua qua perché la tosse mi potrebbe colpire da un momento all'altro e non mi fermo più. Ma c'è stata una sera, 2 domeniche fa, che pensavo che sarei stato portato in cielo. Ma veramente ero a letto e ho cominciato ad avere un pensiero che avevo paura fosse una visione. E c'era Dio che mi diceva: io questa sera ti porto con me e dopo tu morirai e dopo ti riporto in vita. E io ho detto: Dio, la mia fede non è così grande di ritornare in vita. Se mi porti penso che resto là e basta, quindi per piacere non tentarmi. Adesso, a un certo punto ho chiamato l'Andrea e ho detto: Andrea, ogni 2 ore almeno controlla per vedere se sono vivo, perché penso che oggi è l'ultimo giorno che ci vediamo. Oh, veramente. Poi alla fine ho detto: Dio, se è da fare fai, però fai in fretta, non voglio sentire niente, non voglio che mi accorgo di niente. Ma non lo so, non so se era un pensiero o una visione, forse per mancanza di fede ho perso una grande opportunità sovrannaturale, o forse semplicemente mi sono risparmiato la vita, non lo so, ma ho preso una grande paura, fratelli, vi ammetto. Quindi vi dico, lo so che non è così esaltante sapere che la nostra felicità vera sarà soltanto dopo la morte, no? Vorremmo qualcosa anche qua, e effettivamente questo segno del poi è qualcosa che contagia la nostra vita di tutti i giorni. È la legge della seminatura e della raccolta. Tutto ciò che noi seminiamo, noi anche raccoglieremo. Questo è il segno del poi. Fratelli che domani vi battezzerete, voi non vi battezzate per domani. Non è per il giorno di domani e basta che voi vi battezzerete. Voi vi battezzerete per quello che verrà poi. Abbiamo detto tante volte, questo è solo l'inizio di una grande camminata insieme, l'inizio insieme a Cristo, l'inizio di una nuova vita. Non è per domani che vi battezzerete. Tutti voi che avete preso la Santa Cena questa sera, non è per questa sera che avete preso la Santa Cena, è per il poi, è per quello che Dio può fare nelle vostre vite a partire da questa sera, perché avete preso la Santa Cena del Signore e oggi c'è lo Spirito Santo vivo dentro di voi, sotto forma di pane, sotto forma di calice. È per il poi che noi viviamo, è per quello che succederà, non è per oggi. Chi vive per l'oggi è la persona più triste del mondo. Non è per l'oggi, è per il domani, è per il dopodomani. Tutto quello che tu oggi fai non è per oggi, è per il futuro. Tutto quello che stiamo facendo in chiesa, tutti i nuovi ministeri, la chiesa dei bambini, i Be Brave e i Be Brazer, non sono per l'oggi. Abbiamo cominciato il gruppo degli uomini dicendo: noi crediamo in un nuovo tempo per gli uomini. Non è un tempo di oggi, è un tempo che arriverà, è una crescita che arriverà, ma quello che stiamo facendo noi è seminare. Mercoledì scorso abbiamo avuto l'ultimo Be Brazer, chi c'era qua ha ricevuto una parola, un insegnamento meraviglioso dal pastore Paolo sulla vita matrimoniale. Chi non c'era ha perso un insegnamento meraviglioso, così la prossima volta ci sarete chi non c'era. Ma chi c'era ha ricevuto un insegnamento meraviglioso su come migliorare la nostra vita matrimoniale.
Ma vi dico una cosa, se la vostra relazione matrimoniale oggi non va bene e voi inizierete a partire da oggi a mettere in pratica gli insegnamenti che avete ricevuto, le cose non succederanno, le cose non miglioreranno domani. Le cose miglioreranno poi, con persistenza, continuando a seminare, continuando a investire, continuando a fare. Perché questa è una legge che Dio ha messo, la legge della seminatura, la legge del poi, chiamala come vuoi. È la stessa legge per il quale oggi chi piange è afflitto deve essere felice, perché domani erediterà il regno dei cieli. Andrea mi ha raccontato una testimonianza incredibile sulla missionaria Marinei, non so se posso raccontarla. Qualche anno fa le nostre missionarie della Chiesa avevano un progetto che riprenderemo, abbiamo già parlato con la missionaria Sandra, riprenderemo col Ministero di Missioni, ma le nostre missionarie facevano questo progetto di evangelizzazione in luoghi di prostituzione, giusto? E proprio ieri sembra che una signora è andata, ha trovato la missionaria Marinei al lavoro, penso, giusto? E gli ha detto: ti ricordi di me? Marinei ha detto: no, non mi ricordo. Ha detto: io ero una di quelle ragazze alle quali venivate a parlare di Gesù. Oggi sono uscita da quel mondo e sto andando in chiesa, è corretto? Quando Andrea mi ha raccontato questa testimonianza mi ha riempito il cuore di gioia. E quello che avete fatto 4-5 anni fa è stato un seme per il poi. Chi pensa di ricevere oggi il risultato di quello che fa, forse spera male. Ma la parola di Dio ci dice: lancia il tuo seme, lancia il tuo pane sulle acque e dopo molto tempo vedrai che lo ritroverai. Quello che tu oggi stai facendo, ogni azione che stai facendo, ogni pensiero, ogni attitudine, ogni pianificazione, forse può non essere per oggi, forse può non trovare il suo risultato, il suo frutto oggi, ma se tu credi che c'è un poi in cui sperare, allora non smettere di seminare, perché Dio ha frutti da farti raccogliere. Forse quella persona che stai cercando di evangelizzare oggi non sta venendo in chiesa, non smettere di seminare, perché poi quel pane, quel seme lo ritroverai. Voglio invitarti ad alzarti in piedi, siamo già avanti con l'orario. E voglio terminare questa parola facendoti posare il tuo sguardo su Gesù, per quello che abbiamo, anche per quello che abbiamo celebrato questa sera. Gesù è forse la persona che più di tutti ha aspettato questo poi. Io mi immagino, no, quel grande giorno in cui Gesù ha deciso di scendere sulla terra per noi, farsi carne, farsi uomo per morire per noi. E mi immagino Gesù là in paradiso, c'era Michele seduto vicino a lui, no? L'arcangelo, c'era Gabriele qua a sinistra. Se Gesù fosse stato veronese, gli avrebbe detto: Butei, io scendo. Come scendi, Gesù? Sì, io vado là. Questi qua non hanno più speranza senza di me. Forse Gabriele gli aveva detto: ma Gesù, ma ti sei reso conto di che gente è? Sono tutti peccatori, tutti ladri, assassini, bugiardi, trattano male le persone vicino a sé. Che cosa vai a fare là? Gesù gli avrà detto: ma io vado perché li amo prima di tutto e perché credo che poi
forse il mio sacrificio porterà frutto nella vita di alcuni di loro. Forse Gesù è chi più di tutto ha vissuto questa speranza del poi. E io credo che se oggi siamo qua, Gesù ha avuto ragione. Valeva la pena scendere per noi. Adesso ritorno alla domanda iniziale. Sapendo questo, tu cosa chiederesti a Gesù? Gesù, cosa puoi fare per me? Oppure Gesù, in che modo posso essere più simile a te? Che Gesù possa scendere col suo sguardo su di noi e trovare una chiesa di discepoli e non solo una folla pronta ad applaudirlo. Amen. Signore Gesù, ti ringrazio, Padre, per questa serata insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle. Ti ringrazio, Signore, per ogni parola, per ogni seme che tu hai lanciato. E io credo, Signore, che presto o tardi tu ritroverai questo seme nella vita di molti di noi. Crediamo, Signore, crediamo che dobbiamo impegnarci oggi, magari non per un risultato che possiamo vedere subito, ma magari per qualcosa che un giorno noi potremo raccogliere. Per questo io ti chiedo, Signore, di benedire la vita di ogni persona che è qua presente, chi è più vicino e chi è più lontano da te, che possa usufruire della tua stessa benedizione, affinché per la tua gloria ognuno di noi possa un giorno prostrarsi ai tuoi piedi, innalzando e adorando il tuo nome, non come una folla, ma come discepoli che vogliono essere più simili a te. Per questo io ti prego nel nome di Gesù. Amen. Parole non basteranno mai per esprimerti gratitudine. Questo canto mio certo finirà, mentre tu, mio Dio, mai una fine avrai. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un sarà poco, ma so che meglio da offrire a un re è un cuore che canta alleluia, alleluia. Le parole basteranno per esprimerti gratitudine. Questo canto mio certo finirà, mentre tu, mio ma una fine avrà. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco, ma so da offrire a un re è un cuore che canta alleluia. Oh, oh, oh.
temere più, canti saprai che vive un leone all'interno di te, alzati, loda Dio. Oh anima mia, non devi temere più, canti saprai che vive un leone all'interno di te, alzati, loda Dio. Oh anima mia, non devi temere più, canti saprai che vive un leone all'interno di te, alzati, loda Dio. Oh anima mia, non devi temere più, canti saprai che vive un leone all'interno di te, alzati, loda Dio. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un oh alleluia. Sarà poco ma so il meglio da offrire a un re, è un cuore che canta. Possiamo adorare il Signore con un applauso per terminare il nostro adorarti di questa sera. A Lui tutto l'onore, a Lui tutta la gloria, e che ogni seme che questa sera il nostro Padre ha piantato in mezzo a noi possa dare un grande frutto nelle nostre vite a suo tempo. Amen. Possiamo accendere le luci, stiamo terminando. Vogliamo festeggiare, prima di finire il nostro adorarti, vogliamo festeggiare i nostri compleanni dell'ultima settimana. Probabilmente saranno più che gli studenti di prima. La prima settimana di settembre è settimana di compleanni in questa chiesa. Dov'è la Natalia? Si è nascosta. Forse qualcuno non è venuto per vergogna del compleanno, mi dicono. Allora stendiamo le mani verso i nostri fratelli che hanno compiuto gli anni quest'ultima settimana, che possiamo benedire la loro vita, che possiamo benedire questo nuovo anno che Dio ha messo davanti a loro. Amen. Signore Gesù, ti prego Signore in questo momento, ti preghiamo come Chiesa per la vita del nostro amato fratello Luciano, missionario Marinei, presbitero Giacomo, persona a cui hai consegnato, Signore, la gioia di vivere un nuovo anno di vita.
E ti chiediamo, Signore, che tu possa riempire questo anno con le tue migliori benedizioni dal cielo, che ogni sorta di realizzazione, che la gioia, che la pace, che l'amore che viene da te, Signore, che ogni meglio che viene da te possa riempire la vita e l'anno di tutti quanti loro e delle loro case. Per questo noi ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi. Parabéns pra vocês nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amen, che allora questa stessa benedizione che abbiamo chiesto sulla vita dei nostri fratelli possa riposare anche su tutti quanti noi e sulle nostre case, che la gioia del nostro Signore, che la pace del nostro Signore, che la salute, i miracoli che vengono da Lui, che ogni meglio che viene da Lui possa riempire le nostre case e le nostre vite in questa settimana, e che l'amore di Dio Padre e che la grazia del suo Figlio Gesù Cristo e che la comunione che possiamo avere con lo Spirito Santo di Dio possano riempire la vita di tutti quanti noi, e come uno in Cristo possiamo dire Amen.